Il tuo cuore batte al ritmo di calcio a 5? Vieni con l'Alto Vicentino Futsal. Siamo pronti ad accogliere tanti giovani sportivi come te e un giorno potresti giocare nelle categorie più importanti del futsal. Visita la nostra pagina Alto Vicentino Futsal e contattaci subito. Sarai il benvenuto. Media partner Radio Peter Pan. Tifosi rossazzurri appassionati di grande futsal, siamo collegati ancora una volta presso la sala conferenze dell'Alto Vicentino a presentare il match valevole per la 18ª giornata del campionato nazionale di Serie 2 Girone A, match in cui domani pomeriggio alle ore 16 i nostri ragazzi affronteranno la Canottieri Belluno in territorio bellunese, una delle trasferte, se si vuole, più comode a livello logistico, ma che non per questo non nasconderà delle insidie. E dunque andiamo a presentare il match con mister Michele Ferraro e Capitan Andrea Cornale, due simboli di questo club, di questa squadra. Capitan Andrea Cornale torna con noi dopo vari mesi qui ai microfoni, grazie ad entrambi. E mister, partirei ovviamente con te analizzando quel che c'è stato nel post Energy Saving. Abbiamo percepito un certo entusiasmo nel gruppo durante la settimana, fa parte comunque di questi ragazzi, una loro peculiarità, sono dei ragazzi davvero straordinari. Pensi che questa caratteristica possa fare insomma la differenza nei prossimi incontri? Ciao Marco, sì, sicuramente, soprattutto nel giorno di ritorno questo entusiasmo ha portato qualcosa in più, è evidente, no? Oserei dire da MGM in poi c'è stato un netto cambio di rotta nelle ultime partite, sai, tu le chiami 5 finali, no? Quelle 4 passate la prossima, insomma delle ultime 4 ne abbiamo vinte 3, ne abbiamo persa una 3-2 fuori casa, quindi insomma abbiamo un buon trend. Adesso ci manca l'ultima finale per noi, perché poi, come dicevo anche nel post partita di sabato, diciamo che le prossime 4 dopo Belluno sono partite che contro squadre, contro società che hanno altri obiettivi in confronto a noi, no? Quindi ci manca questa ultima finale, come la chiamiamo, e poi vedremo cosa succede, Marco, insomma, ecco. Bene, grazie per l'analisi. Molte cose le avevamo già, molti temi li avevamo già trattati nel post Energy Saving, ma fa sempre bene ribadire tutto questo. Passerei ora la palla a Capitan Cornale. Grazie Andrea per essere qui con noi. Un mese anche per te molto positivo, specialmente pensando ai 2 gol che hai messo a segno negli scontri salvezza col Videoton e con la Vis Isola, 2 gol molto importanti, perché arrivati in momenti di stasi, insomma, in cui eravamo in pareggio, ci hai riportato in vantaggio e insomma hanno un significato, immagino, particolare per te, simboleggiano, almeno a tuo giudizio, quanto tu tenga a questo club. Insomma, che significato attribuisci a questi gol? Ciao Marco, fare gol è sempre bello, porta sempre una grandissima emozione. Il merito ovviamente è della squadra. Una cosa particolare che ci tengo a dire e che sto notando nelle ultime partite, che quando un compagno o io, un mio compagno di squadra fanno gol, tutti corrono a esultare, tutti anche dalla panchina corrono in campo, e questo secondo me è un forte segnale anche di squadra, insomma, ecco. Sì, la società ci sta dando tanto a me, perché ha creduto in me fin dall'inizio, e sta dando tanto anche ai miei compagni, perché non ci sta facendo mancare nulla, e quindi è un giusto ricompensare, diciamo, ecco. Mi hai un po' anticipato con questa risposta, perché avrei voluto chiederti come si è assemblato un po' il puzzle. Abbiamo parlato insomma della necessità di costruire un gruppo, un'amalgama che fosse comunque adeguato per affrontare questo campionato, e insomma ce l'abbiamo fatta. Qual è stato secondo te il segreto per far sì che tutto questo fosse possibile? Beh, all'inizio mi ricordo con la prima cena, sì, eravamo una squadra un po' tra virgolette di sprovveduti, perché tanti che venivano dal calcio, tanti di categoria inferiore, e quindi era un po' una scommessa. Adesso credo che possiamo competere con qualsiasi squadra del girone. Siamo una squadra, un gruppo, ci diamo una mano e corriamo per il nostro compagno, e quindi
siamo arrivati ad un buon punto veramente e possiamo competere, ripeto, con tutti, e questo è un grande obiettivo, penso. Assolutamente, ci siamo migliorati e il mantra di questa squadra, come tengo a ribadire sempre, è tutti per uno, uno per tutti. Grazie davvero Andrea per il tuo intervento ai nostri microfoni. Mister, tornerei ora con te analizzando nello specifico la Canottieri, anche se l'abbiamo già fatto chiaramente 6 giorni fa, ma comunque vorrei analizzare quelle che potrebbero essere le differenze e le analogie rispetto al match che abbiamo giocato a novembre. La Canottieri non vive ad onor del vero un buon momento, ma non per questo sarà meno impegnativo. Candice e Omei hanno lasciato la squadra, è arrivato Storti, qualcosa è cambiato. Cosa ci aspetta a tuo giudizio in generale domani a Belluno? Ma guarda Marco, intanto questo ragazzo qui alla mia destra, insomma, mai decisione fu più giusta di fare capitano Andrea, insomma, un ragazzo, un uomo, perché lui è un uomo meraviglioso, un uomo da valori inestimabili e un giocatore che ci sta dando una grossa mano, quindi ha dato davvero tantissimo. Questa è una delle mie tante soddisfazioni di quest'anno, insomma. Guarda, qui torno un po' all'entusiasmo di prima. Noi, Marco, non sono frasi fatte, non è facile demagogia, ma noi non abbiamo vinto nulla in questo momento e quindi noi dobbiamo restare coi piedi per terra tutti, da me, dai giocatori, perché noi 19 punti, oggi Marco siamo al 3/4 del campionato, manca un quarto. Ovvio che qualche conto iniziamo a farlo tutti, penso, no? Perché poi ovviamente i numeri sono numeri, i punti sono punti. E ci mancano ancora punti per il nostro obiettivo, che è la salvezza, e rimane la salvezza. Quindi noi sabato andiamo a incontrare un Belluno che tu, visto i risultati, giustamente, sì, chiaramente mi riferisco ai risultati, lo definisci insomma non in forma, ecco, e a me preoccupa molto, perché comunque arriva un momento, è una squadra con un allenatore che si conoscono molto bene, non hanno cambiato molto a differenza nostra, e quindi probabilmente sanno anche gestire meglio di noi i momenti di difficoltà come sono in questo momento. E questa squadra qui ha fatto praticamente il 90% dei punti in casa, e noi invece fuori casa non stiamo andando proprio benissimo, quindi è un match, questi due fattori fanno un match di tenere altissima l'asticella e non abbassarla, perché noi, come loro ovviamente, noi abbiamo un obiettivo, ed è l'ultima partita che noi possiamo veramente giocarci la salvezza, anche se ugualmente non sarà matematica, ma una bella fetta di salvezza, questo sì. Se dovessi darti un voto sarebbe davvero 10 lode per questa analisi, ci hai davvero tolto le parole di bocca e hai presentato, direi al meglio, il match che ci aspetta domani. Per concludere questa conferenza coinvolgerei come al solito il corrispondente di Calcio 5 Anteprima, Lorenzo Miotto, presente con noi telefonicamente. Ciao Lorenzo, a te la parola come ogni venerdì. Buonasera a tutti e ben ritrovati. A Mister Ferraro volevo chiedere se, alla luce dell'ultimo risultato, che comunque ha confermato quello che è un buon momento a livello generale, se è stato effettivamente compiuto quel passo in più sul piano della mentalità che avevi richiesto un po' di settimane fa. Grazie. Ciao Lorenzo, io sono un perfezionista. No, non abbiamo raggiunto quel passo, perché comunque abbiamo continuato e stiamo continuando a sbagliare, o non a sbagliare, a complicarci la vita durante le partite. Siamo andati sotto di 2-0 in maniera anche giusta, non avevamo preparato così l'inizio di partita, e poi l'abbiamo recuperata, poi abbiamo pareggiato, poi l'abbiamo recuperata. Dicevamo nel post partita con Marco che le nostre partite sono una follia, perché noi viviamo delle partite sempre sul filo del rasoio, e veramente non lo so se qui al Palanazzi c'è un defibrillatore, ma prima o poi dovremmo usarlo, perché spero di arrivare vivo al campionato, alla fine del girone, perché insomma
questi ragazzi qui in questo mi fanno impazzire, mi fanno impazzire tutti i sensi, sia positivi che negativi. Passami, siamo alle ultime conferenze stampa, passami un po' questa battuta. Comunque sì, noi stiamo crescendo, sì, però ci complichiamo ancora troppo la vita, ma come diceva prima anche il capitano, noi siamo un gruppo amalgamato che è ancora in via di trasformazione, probabilmente fino a fine anno non arriveremo a essere completamente trasformati, però insomma il nostro percorso è un ottimo percorso, devo dire la verità. Grazie mille come sempre per la risposta esaustiva e un augurio di buona serata a tutti quanti. Grazie. Grazie. Come hai detto te, mister, ci siamo sicuramente emozionati, continueremo a farlo, è vero, abbiamo vissuto delle follie durante questa stagione, ma è un po' un tratto facente parte dell'Alto Vicentino, ci distinguiamo anche per quello e continueremo a divertirci. Questa era la conferenza stampa di presentazione di Canottieri Belluno Alto Vicentino Futsal. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete like, condividete, attivate la campanella. Un saluto, alla prossima, come di consueto insieme ragazzi, sempre forza Alto!